cordiale saluto a tutti gli amici di Toscana TV Motori. Toscana TV Motori è arrivato all'11° appuntamento. Corriamo così come sta correndo accanto a noi il calendario. Ritorneremo sul recente rally della Val di Nievole con alcuni importanti personaggi ai quali non abbiamo avuto il tempo di dar tempo, ovvero dobbiamo ancora sentirli per riparlare di questo evento che quest'anno ha catalizzato non poco interesse, andando al di là di ogni previsione. Tutto ciò a cura di Gabriele Michi e Massimo De Mari. Ma come sta procedendo la stagione delle regole? Alla vigilia vi erano dei timori per questa annata che aveva in previsione tanti cambiamenti. Ebbene, lo chiederemo direttamente a Luca Rustici, fiduciario dell'Automobile Club di Firenze, dunque la persona giusta per risponderci. Sarà una sorta di ACI dice ACI e noi ascolteremo. Andiamo avanti. Tornerà il gossip del backstage del motorsport con Correvoce a cura di Gabriele Michi in studio con noi. Gabriele Michi naturalmente è stato presente anche nelle puntate precedenti, ma come dire da fuori, tra virgolette, nel senso che era impegnato su campi di gara. Lo riavremo di nuovo qui in studio e dunque potremo ascoltare con doppia attenzione le particolarità del suo Correvoce. Approderemo così al prestigioso blocco ACI che ci porterà su vari campi di gara. Avremo riflessi filmati della mitica Targa Florio a Cursa, giunta alla 100ª edizione, un evento che coinvolge tutto il mondo del motorsport. Poi andremo a Monza e vi resteremo per 3 gare, secondo appuntamento stagionale della F2 Italian Trophy, quindi 8ª edizione del trofeo Abarth Selenia. E poi avremo il primo appuntamento stagionale della Carrera Cup Italia e qui ci si riferisce alla 10ª edizione del campionato monomarca Porsche. Un bel salto nelle Marche, nella bellissima località di Sarnano, per il 26esimo trofeo Lodovico Scarfiotti, evento valido per il campionato italiano velocità montagna. Resteremo nella bella Sarnano anche per seguire i riflessi filmati della gara che ha riguardato le auto storiche. Iniziamo. Con il vice sindaco di Larciano, Lisa Amidei, analizziamo una situazione decisamente sorridente per questa cittadina. L'abbiamo vista protagonista ieri di una prova speciale proprio all'interno del centro abitato, ricca di tanti appassionati. Per Larciano penso sia bello vedere la piazza soprattutto così piena di gente, soprattutto anche nelle nostre strade che vanno sul monte. Devo dire che c'è stato anche un bel ritorno economico e questo fa bene al paese soprattutto in questo momento, perché so che i nostri 2 alberghi e anche alcune attività ricettive di agriturismi hanno registrato il pieno e quindi questo fa piacere, perché vuol dire che non è solamente uno sport ma c'è anche ritorno proprio nel nostro comune. Le prove sono belle. Ci dispiace per il disagio che magari possono aver creato con la chiusura delle strade, però è vero che la cittadinanza l'ha capito e ormai su questa cosa ci si è abituata. Quindi può essere questa una candidatura anche per i prossimi anni? Sì, io direi di sì, anche perché come ho detto, una volta l'anno può essere bello anche vedere il paese proprio pieno così per l'occasione del rally, se no è inutile poi lamentarsi dicendo che nei piccoli paesi non c'è mai niente. Se quando ci viene portata gente ci si lamenta e basta, penso non vada bene. Ulteriore motivo d'orgoglio, Luca Artino, un giovane di Lamporecchio, quindi a pochi chilometri qui da Larciano, sta facendo il bello e il cattivo tempo, quindi ulteriore soddisfazione immagino. Sì, Luca Artino, ragazzo tra l'altro lo conosco benissimo, è di Lamporecchio, è una bellissima macchina, l'anno scorso ha vinto il rally, so che per ora sta facendo molto bene e quindi probabilmente vincerà anche questo, però diciamo che sull'Arciano e Lamporecchio ci sono anche tanti altri ragazzi che corrono e quindi anche loro sono stati bravi perché hanno partecipato. Con il fiduciario regionale Luca Rustici abbiamo appena assistito a un rally della Val di Nievole che potrebbe addirittura cambiare le sorti d'alta classifica del campionato regionale, un confronto comunque che si è dimostrato decisamente in salute. Sì, quest'anno il campionato regionale è un campionato istituzionale di ACI Sport che ha voluto intraprenderlo per la prima volta questa stagione. È il nostro campionato della delegazione regionale che ha il compito di promuoverlo e gestirlo al meglio. È un campionato molto interessante, comprende tutti i rally della regione, ha vari coefficienti. Adesso, prima del Rally Val di Nievole,
le varie classifiche di classe sono dominate da concorrenti, diciamo fra virgolette, stranieri, cioè fuori regione, perché le gare precedenti ad alto coefficiente, essendo gare di campionati nazionali, hanno visto partecipazioni da fuori regione. Adesso inizia la vera ossatura del campionato regionale, che sarà quella dei rally nazionali della Toscana, in cui parteciperanno prevalentemente piloti toscani e potranno risalire le varie classifiche. Fino ad ora, che non è finito il rally Val di Nievole, al comando dell'assoluta c'è la coppia Bettini-Acri, grazie ai risultati del Ciocco e dell'Elba. In questo rally Artino e Titti Ghilardi, che sono secondi, stanno cercando di risalire la corrente e di porsi in testa alla classifica, e poi a proseguire con gli abeti Val di Cecina, Reggello, Maremma e Lucca. Avremo un volto definitivo di questo campionato che si presenta molto interessante. Quindi un campionato molto combattuto e vivace, ma com'è cambiata quindi l'attività in presenza di questo da parte della delegazione toscana? Allora, la delegazione toscana è stata incaricata da AC Sport di gestire direttamente questo campionato, e quindi è un impegno abbastanza oneroso, ma devo dire accettato con grande entusiasmo. E poi c'è una novità: abbiamo varato un nuovo trofeo, perché abbiamo in Toscana ben 6 gare su 10 del campionato italiano velocità montagna delle auto storiche, e quindi è stato varato il trofeo toscano velocità montagna, detto TTVM, che prevede le 6 gare toscane, quindi Spino, Consuma, Reggello, Scarperia Giogo, Coppa del Chianti e Camuscia Cortona, con le moderne al seguito. Quindi ha una doppia sezione, storiche e moderne, perché i nostri concorrenti toscani meritavano questo trofeo. Ecco, abbiamo quindi imparato, conosciuto una nuova sigla per il motorsport regionale. A questo punto quali sono le prerogative per la seconda parte di stagione? La seconda parte di stagione ci vedrà impegnati come delegazione toscana su questi due fronti. Dovremo seguire le classifiche e i campionati e preparare quella che potrebbe essere la notte dei campioni, la premiazione di vari campionati regionali, e spero che sia veramente una bella festa. Ed eccoci a Corre Voce. Finalmente, caro Gabriele, ti riabbiamo in studio. È stato un periodo molto movimentato, c'è stata la tua presenza naturalmente con i servizi, poi sempre corredati in modo perfetto dalle immagini di De Mari, ma qui in studio non ti avevamo più avuto, con le tue particolarità, col tuo gossip legato al motorsport. Sì, buonasera a tutti, torno molto volentieri. Ero impegnato comunque a cercare notizie, perché adesso siamo in un momento della stagione dove non è facile, insomma, cercare di catturare queste indiscrezioni. Comunque qualcosa abbiamo stasera, quindi non vi ho fatto rimpiangere, diciamo, la mancanza di queste settimane. Abbiamo allora delle novità, so. Ma sì, abbiamo intanto una novità, partiamo da quelle un po' più calde. Abbiamo una novità che me ne hanno, una notizia più che una novità, che è stata confermata appena 10 minuti fa. Parliamo di campionato freschissima. Parliamo di campionato italiano rally. Abbiamo affrontato più volte l'argomento Gianandrea Pisani. Abbiamo visto che c'è stato un cambio nella sua programmazione, in quanto ha abbandonato la 500 di Casa Sport, che per dedicarsi a un medesimo esemplare però curato da Milano Racing. Il nome non deve trarre in inganno, perché si tratta comunque di un team francese, quindi proseguirà con questo team il suo cammino, che fino a questo momento doveva essere incentrato nella partecipazione alle gare su asfalto del trofeo Rally Asfalto. Ebbene, posso dirvi con certezza che comunque Gianandrea Pisani sarà partente all'imminente rally dell'Adriatico, quindi su sterrato. Quindi credo che sia una delle pochissime occasioni in cui avremo modo di vedere comunque la 500 in azione sui fondi bianchi. Allora, è un'indiscrezione, questa mi è stata smentita categoricamente dal diretto interessato, ma posso dirvi al 100% che comunque Gianandrea Pisani fa parte dell'elenco partenti del Rally Adriatico con la 500 Abarth di Milano Racing. Quindi cose importanti che sono arrivate, come dire, un po' all'improvviso quasi.
Sì, ecco, proprio una notizia, si è sviluppato tutto in questi ultimi 2 giorni. Non so, parliamo ancora comunque di campionato italiano prima di passare alla zona. Gabriele Sciavarella, un pilota che conosciamo molto bene, è stato anche nostro ospite ultimamente, sarà assente nel contesto sterrato, quindi al Rally Adriatico non ci sarà, proseguirà nelle restanti gare del trofeo Rally Asfalto. Questo comunque era già stato preventivato da lui ad inizio stagione. Comunque possiamo dirvi che non sarà al prossimo Rally del Friuli, quindi alla prima gara su asfalto, non sarà partente con la Citroen DS3 del team Procar, in quanto sta valutando proprio in questi giorni di tornare al volante della Ford Fiesta R5, un esemplare, diciamo, non sarà lo stesso con cui ha corso lo scorso anno, ma sarà un esemplare che arriverà direttamente da M Sport e che dovrebbe essere disponibile appunto dal Rally del Friuli. Questo dovuto ad un feeling dovuto a cosa? Dovuto a un feeling che non è mai maturato alla perfezione con la vettura francese, con la Citroen DS3 R5. L'abbiamo visto anche alla Targa Florio. Inizialmente avevamo lanciato anche noi l'indiscrezione: Gabriele Sciavarella con Rudy Michelini non andranno alla Targa Florio, andranno a correre a Rally del Taro. All'ultimo minuto Gabriele Sciavarella ha deciso comunque di tentare di acquisire punteggio importante in ottica campionato, è andata alla Targa Florio con l'esemplare condotto da Rudy Michelini abitualmente, e niente, non c'è stato niente di che, ecco, quindi questo l'ha portato a una riflessione e so che comunque sta valutando questa opportunità. Credo che comunque ci sia un buon 90% di possibilità di vederlo nuovamente sulla Ford Fiesta. Quindi vivacità, decisamente vivacità in questo momento. Ma innanzitutto le nostre indiscrezioni, come hai visto Lorenzo, qualcosa è stato anche smentito, ma perché sono legate a un particolare momento vissuto da parte dei piloti. Il 90% delle volte il tutto non si concretizza perché per sempre i soliti problemi di budget, certo. E poi sono molto vulcanici, no, questi piloti, quindi un giorno la pensano in un modo, quindi ad oggi però ti posso dire che queste notizie... È un ambiente, insomma, come dire, vibrante. Queste 2 notizie che ti ho appena dato comunque te le do tutte e 2 molto, molto concrete. Io direi di tornare comunque alla zona, no? Torniamo alla zona. Cose un po' più terrene. Zona. Parliamo piacevolmente anche di un pilota molto amato da chi ama appunto lo spettacolo, Egisto Vanni. Egisto Vanni, un pilota della Media Valle Lucchese, esperto. È un pilota che in passato ha corso con molti tipi di vetture. Ultimamente l'abbiamo visto al volante della Renault Clio Super 1600. Sarebbe tentato dalla Peugeot 208 R5, vorrebbe partecipare al prossimo Rally Alta Val di Cecina e perché no, magari trovandosi a suo agio anche al Trofeo Maremma. Questa è un'idea. C'è una piccola percentuale che possa preferire la Ford Fiesta, come qualcuno gli sta comunque consigliando, ma sembra orientato il pilota lucchese su questa strada, quindi sulla Peugeot 208 R5. Vedremo perché anche qui c'è l'alternativa sarebbe concludere la stagione nei Rally Day, quelli che rimangono, su una Renault Clio Super 1600, magari una di quelle preparate nel migliore dei modi dai team di riferimento. Comunque dovrebbe andare anche questa in porto. Egisto Vanni è persona, come dire, che pondera, tranquilla, non è persona da colpi di testa. No, sai, parliamo di un pilota molto esperto, quindi sta ponderando, poi l'appetito viene mangiando. Si è lasciato sfuggire la battuta: ho corso con tutti i tipi di vettura in carriera, mi mancano comunque. Si parla tanto di queste vetture R5 che, come l'abbiamo visto ultimamente, sono andate molto vicine anche le VRC, l'abbiamo visto in occasione del Rally Elba, quindi stanno ben figurando. Vediamo. Poi tra l'altro al Rally Alta Val di Cecina avevamo già annunciato un paio di mesi fa, quindi siamo stati lungimiranti, la presenza di Carlo Alberto Senigalliesi, anche lui al debutto sulla 208 R5, e poi vediamo se poi Egisto Vanni comunque, innanzitutto se correrà con questa 208 al Rally Alta Val di Cecina, soprattutto però se si concretizzerà questo bis al Rally Trofeo Maremma. Io ti chiedo a questo punto che stagione è stata fin qui?
Allora, una stagione, secondo te, così? dal punto di vista toscano, credo che stia comunque mantenendo e assecondando tutti quelli che erano i presupposti della vigilia. Abbiamo molti piloti che si stanno mettendo in luce nel campionato italiano rally, come l'anno scorso anno. Direi una stagione sotto le aspettative brillante come gli anni passati, con in più un Gianandrea Pisani che da qui alla fine della stagione potrebbe sicuramente dare grandi soddisfazioni. Quindi per la stagione in generale, per il gossip in particolare, se così vogliamo dire, possiamo aspettarci delle novità. Possiamo aspettarci novità, io ce n'ho un'ultima, vi lascio con questa. Abbiamo parlato del Trofeo Maremma. Beh, una cosa è certa, al Trofeo Maremma ci sarà un altro debutto di un pilota locale sempre su Peugeot 208 R5, quindi questa è la vettura che sta andando per la maggiore. Il pilota è Emanuele Forieri, l'abbiamo visto ultimamente sulla Renault Clio Super 1600, ha avuto qualche problemino nelle ultime gare, ha detto beh ora basta, voglio giocarmi il rally di casa con una vettura al top, quindi proviamo anche questo. Quindi lo avremo al via. Sì. Molto bene, grazie Gabriele, allora ti lasciamo al fatto di continuare a seguire le tue piste e ti vogliamo qui la prossima settimana, non solo per i riflessi filmati di altri rally, ma anche per continuare col nostro backstage gossip del motorsport. Vediamo perché cosa molto ardua, in questo periodo della stagione andare a pescare queste chicche non è facile. Non è facile. Ma noi ci contiamo. Cento ma non li dimostra, spesso si dice così, e nel caso del centenario della Targa Florio non si è corso il rischio di smentita. Uno splendido e unico evento che in molti hanno vissuto ripassando nella mente momenti indelebili di un automobilismo davvero storico, forse eroico, che ovviamente non tornerà più. Certo, in questi anni la Targa Florio è un'altra cosa, ma proprio il rally che oggi la rappresenta è indubbiamente la più vicina interpretazione di quelle gare, la corsa che ancora oggi attirano un numero incredibile di appassionati. E così è accaduto anche quest'anno, visto che il calore del pubblico presente non è mai mancato. Una costanza impressionante degli appassionati che ha davvero caratterizzato questa edizione. Del resto, il campionato italiano rally ha da tempo raggiunto livelli di qualità difficilmente riscontrabili in altre serie nazionali, seppur con lunghe e qualificate tradizioni. Aggiungiamo anche la presenza di tante auto storiche che appunto hanno fatto la storia di questo evento mondiale, e così si possono capire certi numeri. Sulle tradizionali prove speciali siciliane si sono presentati infatti i migliori equipaggi e squadre presenti nelle tricolore, e già dalla vigilia si ipotizzavano possibili vincitori, su tutti Paolo Andreucci, il più titolato pilota nella storia dei rally italiani e più volte vincitore alla targa, 9 successi assoluti che ama particolarmente. Dunque occhi puntati sul toscano di casa Peugeot, ma perché escludere altri possibili protagonisti come Basso, Scandola o lo stesso Andrea Nuccita, rientrato alla grande nella massima serie tricolore. Ascoltiamoli nella strepitosa cornice di Piazza Verdi a Palermo. No, qui c'è un calore particolare, poi è una gara a cui sono particolarmente attaccato, visto che insomma ormai è già qualche anno che ci vengo. Le vittorie, gli appassionati, gli amici, come hai detto te, tante cose in questa gara. Il centenario, poi hanno creato un evento proprio bellissimo, per cui insomma sono ben contento di partecipare. Un'emozione esserci, è il centenario. Bello perché qui comunque anche gli anni scorsi c'è sempre stato molto calore, molti appassionati. Quest'anno secondo me supereremo ogni limite, ecco. Quindi siamo contenti di esserci, speriamo comunque di fare una bella gara. Per quanto riguarda la nostra sfida rimane come le altre gare, quindi sarà una gara difficile perché ci sono molti piloti forti anche qui, e quindi sarà una bella battaglia, ecco. Speriamo di onorare questa 100ª targa. Sì, è vero, è una gara bellissima, c'è un sacco di gente e poi insomma la 100ª edizione è un onore anche per noi partecipare, quindi ce la metteremo tutta per segnare insomma nell'Albo d'Oro il nostro nome. Sappiamo che siamo in tanti a volere avere questo obiettivo e quindi rende la gara ancora più avvincente. Veramente pazzesco.
da pelle d'oca, ogni anno sembra che c'è sempre molta più gente, quest'anno poi ci siamo anche tantissimi equipaggi, quindi che dire, secondo me è il modo migliore di onorare questa manifestazione, perché solo a pensare alla storicità che ci mostra è veramente fantastico. Sono molto contento di essere qui, di essere con la Fiesta della Twister insieme a mio fratello, e quindi i presupposti per provare a fare bene ci sono tutti. Certo, la rincorsa al primo posto assoluto, ma anche la lotta per il primato nel tricolore junior, dove tra l'altro c'è la bella sorpresa del palermitano Marco Pollara. Poi, a proposito di campionati italiani, quello nelle 2 ruote motrici con Ivan Ferrarotti davanti di poco a Luca Panzani, primo a sua volta nel Renault Clio R3T, ed in più il tricolore R1, dove in testa c'è Jacopo Lucarelli, primo anche nel Suzuki Rally Trophy. Tanta carne al fuoco, non c'è che dire, e poi la folta e qualificata rappresentanza siciliana, oltre a Nucita, come per esempio Totò Riolo, vincitore di 3 edizioni della Targa Moderna. Ma quest'anno penso ancora di più, con questo pubblico e con questa edizione che penso rimarrà veramente negli annali, per cui siamo veramente contenti, felici di esserci, e poi cercheremo al solito di fare del nostro meglio. Naturalmente, vista la dimensione mondiale dell'evento, con le varie celebrazioni del centenario della Targa Florio, non potevano mancare presenze davvero autorevoli, proprio a certificare l'unicità dell'evento stesso: i presidenti Jean Todt e Angelo Sticchi Damiani. È bellissimo di vedere questo entusiasmo e anche la cultura dell'automobilismo sportivo in Italia, e qui la Sicilia è sempre stata la terra dell'automobilismo sportivo. Avevamo questa sensazione e questa speranza che riaccendere e dare gas a questa fiammella, che è sempre stata accesa, ma diciamo era diventata piccola, sarebbe bastato per far esplodere l'entusiasmo, la passione, con questa presenza di pubblico incredibile. La Sicilia, è noto, pur essendo lontana da quella che viene considerata la terra dei motori, l'Emilia Romagna, la Lombardia e il Piemonte, è una terra dove la passione per l'automobile viene prima di qualunque altra cosa. Questa gente che è competente, ha cultura, sa, perché ha vissuto per un secolo questa storia, e quindi conosce uomini, persone, fatti, aneddoti. Questo è l'humus ideale dove poter ripartire con questa straordinaria storia che noi vogliamo continuare. Dunque, partenza da brividi per gli equipaggi, vista la splendida cornice di Piazza Verdi, con il solito straripante e caloroso pubblico palermitano a spingere i partecipanti verso la prima prova speciale del rally, la prova spettacolo Città di Collesano. E nella notte siciliana la prima firma era di Gian Domenico Basso, alle note Lorenzo Granai, con la Ford Fiesta R5 del team BRC alimentata a gas. Naturalmente gli altri non stavano a guardare, visto che Paolo Andreucci, in coppia con Anna Andreussi al volante della Peugeot 208 T16 R5 di Peugeot Italia, chiudeva con un solo decimo di svantaggio. Della partita anche Umberto Scandola, navigato da Guido D'Amore, in gara con la Skoda Fabia R5 di Skoda Italia Motorsport, che accusava un ritardo di appena 8 decimi. Quarto tempo per Andrea Nucita, in coppia con il fratello Giuseppe al volante della Ford Fiesta R5, seguito dal quinto Simone Campedelli, alla sua destra Danilo Fappani, in gara con la Peugeot 208 R5 di Munaretto. Insomma, più o meno in questa prima esibizione si confermavano i valori in campo, anche se la gara proseguiva il giorno dopo con tanti chilometri da consumare per raggiungere il primo obiettivo, quello di gara 1. Così, nella prova di Lascari 1, subito rispondeva Andreucci, che con la sua Peugeot sopravanzava di 8 decimi il granitico Gian Domenico Basso, nonché Andrea Nucita di 3 secondi e 2, Umberto Scandola di 6 secondi e 3, Simone Campedelli di 7 e 4, Marco Runfola alle note Policino, che era in gara con una Peugeot 208 del team Highland Motorsport, di 10 e 4, e poi Totò Riolo alla sua destra Alduina, alla guida di una Peugeot 208, nonché Simone Tempestini in coppia con Pulpea al volante della Ford Fiesta del team Bernini Rally. L'Ascari 1 lasciava strada a Gratteri 1, dove invece arrivava la risposta di Basso, che infatti dava 5 decimi ad Andreucci, 1 secondo a Nucita, 6 secondi e 6 a Runfola e 7 e 4 a Scandola, alle prese con qualche problemino ad un manicotto della sua Skoda Fabia.
Per completare il primo giro mancava Pollina 1, ma a confermarsi davvero interessante era la lotta al vertice, visto che fra i primi si parlava di differenze nell'ordine dei decimi di secondo. Secondo giro che riprendeva dalla conosciutissima Lascari 2, dove forzava ulteriormente Giandomenico Basso. Il Veneto vinceva davanti ad un Andreucci tutt'altro che arrendevole, 2-4 ritardo che a sua volta precedeva un ottimo Andrea Nucita distanziato di 7 secondi e 5. In ulteriore difficoltà Umberto Scandola, quarto, ma con un ritardo di 20 secondi e 1. Degli altri equipaggi impegnati nella serie tricolore, molto bene Ivan Ferrarotti in coppia con Bizzocchi, che con la Renault Clio R3 del team Gym Autosport comandava le operazioni nelle due ruote motrici davanti al leader del trofeo Renault Clio R3T Luca Panzani, alle note Sara Baldacci, anche lui in gara con una Renault Clio R3 sempre del team Gym Autosport. Bella lotta nello junior, dove il leader del campionato, il bravo e veloce Marco Pollara, alla sua destra Princiotto, battagliava a lungo con la Peugeot 208 R2 del team Munaretto, nella circostanza con una azzeccatissima livrea a tema che rappresentava un classico carretto siciliano. I tempi però erano tutt'altra cosa, anche se faceva meglio ma di poco Giuseppe Testa, navigato da Mangiarotti al volante della Peugeot 208 R2 di Peugeot Italia, sempre naturalmente curata dalla Racing Lions, che poteva contare su un vantaggio di 3-3. Nel tricolore R1, che di fatto significava anche Suzuki Rally Trophy, davanti a tutti c'era Claudio Vallino, alla sua destra genovese, che con la sua Suzuki Swift R1 precedeva Jacopo Lucarelli, alle note Ferrari con vettura analoga. Vallino poteva contare su un non rassicurante vantaggio di 4 secondi e 4. Dunque, quasi andando verso fine gara 1, l'incertezza regnava sovrana in tutti i campionati, a partire dall'assoluta. Così Gratteri 2 e Pollina 2 potevano diventare determinanti, ma invece confermavano l'estrema incertezza, in particolare tra Andreucci e Basso, con il toscano di casa Peugeot che sì, vinceva entrambe le prove, ma complessivamente per soli 2 secondi e 7 sul pilota BRC. Praticamente dopo la prova speciale 7, quando alla fine di gara 1 mancava solo la prova spettacolo Città di Collessano 2 di appena 1,8 km, in testa si ritrovava Paolo Andreucci, ma con un vantaggio quasi inesistente, 3 decimi. Allora la prova spettacolo diventava determinante, anche con l'insidia di una leggera pioggia e con un contorno di pubblico impressionante. Pronti via e subito si scatenavano i piloti di testa, con Basso che dava tutto quello che poteva, evidentemente azzeccando anche le gomme giuste, con il risultato di vincere la prova e con essa anche gara 1, gara incredibile. Terzo sul podio virtuale l'ottimo messinese Andrea Nucita, mentre il portacolori di Skoda Italia Motorsport Umberto Scandola chiudeva quarto con qualche problemino di troppo. Sì, sai, è un po'. Sono delle gare strane perché bisogna vedere poi con la scelta delle gomme se uno ha privilegiato oggi la tappa o la gara, per cui è anche difficile dirlo, però. È un secondo posto però, un secondo posto in ogni caso. Sì, sai, buono, era meglio il primo, ma insomma la gara c'è anche domani. È un po' un regolamento che è difficile da interpretare, perché devi fare la gara ma devi avere anche le gomme per tutte e due. Ma sono emozionato e sono contento perché è stata una tappa veramente dura e esserci riuscito all'ultimo così è stata una bella sfida veramente. Sono contento veramente. Sì, i problemi sono stati della valvola pop-off, quindi non della macchina, insomma. E domani vediamo il meteo, perché insomma danno pioggia questa notte, però probabilmente le prime prove saranno, se non bagnate, umide. Abbiamo visto che le Michelin qui a Collesano sul bagnato sono andate fortissimo, però non è detto che domani si usino queste gomme. Sì, ci eravamo prefissati di poter provare a fare un podio e ci siamo riusciti già in gara 1. È stata una giornata un po' altalenante, abbiamo fatto un primo giro molto positivo, sul secondo giro ho fatto un errore io, ho aperto un po' la posteriore sinistra, quindi ho dovuto fare 2 prove cercando di limitare i danni. Twister Course mi ha messo a disposizione una gran bella macchina, le gomme Michelin hanno funzionato perfettamente, con Giuseppe il feeling è stato fantastico dal primo metro, quindi veramente bene.
Gara 2 ripartiva invece con un bellissimo sole a scaldare ulteriormente la passione del sempre più presente e coinvolgente pubblico. Tutto o quasi era incentrato sulla prova speciale di Campofelice di Roccella, con i suoi 3 passaggi, ma anche la perla rappresentata dalla prova Targa 100, un solo passaggio sulle mitiche strade calcate da piloti e vetture uniche al mondo. Poi 2 prove anche sul piano battaglia, insomma molto di interessante. Subito Basso a cercare di replicare gara 1 con la vittoria a Targa 100 per 1 secondo su Andreucci, 2 secondi su Nucita, 3 secondi e 5 su Scandola e 3 secondi e 7 su Stefano Baccega, alle note Menchini, che utilizzava al meglio la Ford Fiesta R5 del team RF Rally. Ma la svolta arrivava nel secondo passaggio di Campofelice di Roccella, dove si scatenava la battaglia, senza però la presenza di Gian Domenico Basso, che addirittura era costretto al ritiro per problemi alla trasmissione della sua Ford Fiesta alimentata a gas. Fuori il Veneto si metteva ulteriormente in luce il messinese Nucita, autore di una grande gara e vincitore nella prova dove passava lentamente Basso. Allora il motivo di interesse diventava il primo posto del messinese nei confronti di un Paolo Andreucci assolutamente determinato. 2 decimi appena quando mancavano 2 prove speciali alla fine. Nucita avvertiva la possibilità di vincere in casa e così moltiplicava gli sforzi andando a firmare i 2 ultimi passaggi. Primo importante posto per lui con la Targa Florio, che per somma di tempi andava a Paolo Andreucci e Anna Andreussi, proprio davanti ai fratelli Nucita e a Scandola d'Amore. Assolutamente, molto molto importante per Peugeot e Pirelli, che ci tenevano in modo particolare a questa gara, e devo dire anch'io, perché 10 volte abbiamo parlato con Anna, insomma è un traguardo che rimarrà sempre nella nostra vita, per cui come andrà il campionato andrà, ma intanto abbiamo vinto 10 Targa Florio. Sì, è stato bello, è bellissimo, 100ª edizione, riuscire a vincere gara 2 è stato fantastico, un ritmo veramente altissimo. Però non è solo merito mio, è stata una vittoria alla quale ci abbiamo lavorato, Twister Corse con una macchina fantastica, Michelin che mi ha fatto sempre azzeccare la scelta di gomme, e poi Giuseppe, mio fratello, al mio fianco, che è stato veramente perfetto. Abbiamo avuto un problema ieri alla pop-off che ci ha rallentato un po', poi sistemato quello, ancora qualche problema di setup, non siamo assolutamente soddisfatti, però comunque oggi abbiamo portato a casa i punti del terzo e va bene, insomma, però va bene così. Nel frattempo altri equipaggi in altri importanti campionati battagliavano sul filo dei secondi o dei decimi, come nel tricolore junior, dove alla fine si imponeva in gara 2 l'ottimo Pollara, ma per somma dei tempi alla fine risultava davanti per soli 3 decimi Giuseppe Testa con la Peugeot R2 ufficiale. Sì, siamo ancora in testa, con Beppe abbiamo da ieri che ce la giochiamo a fior di decimi. È stata secondo me la gara più bella della mia vita, molto combattuta, ce la siamo giocati all'ultima prova, ero avanti 2, io ne ho dati altri 2 e ho vinto di 4, però peccato per l'assoluto che mi ha fregato per 3 decimi. Ma sì, sicuro, dai, non era facile, perché si sa, i siciliani in casa sentono molto la gara e ci tengono a far bene, però ci siamo impegnati tanto. Abbiamo portato un ritmo gara secondo me altissimo, da ieri, dalla prima prova fino all'ultima di oggi. Peccato solo che sull'ultima qualcosa scivolava un po' troppo e non mi fidavo troppo. Però comunque abbiamo vinto la classe in 2 giorni, vincere poi la 100ª Targa Florio fa tanto. È stata una sensazione bellissima, dai. Ringrazio Peugeot e Pirelli per il supporto e tutti i ragazzi meccanici che ieri hanno fatto un lavoro fantastico. Diversa la storia nelle 2 ruote motrici, dove ad imporsi era ancora una volta Ivan Ferrarotti, che così aumentava il vantaggio in campionato. Ancora una più che positiva prova del portacolori del team Gym Autosport. Pure il tricolore R1 metteva in luce una bella lotta, ma alla fine la vittoria andava anche in gara 2 a Claudio Vallino, davanti a tutti anche tra le vetture Suzuki Rally Trophy. È incredibile, non ho parole per descrivere questa gara, la gente, il pubblico, e riuscire a vincere qui è una soddisfazione incredibile, siamo contentissimi. Abbiamo fatto una bella gara, abbiamo tenuto un buon passo, io non ho niente da recriminare, sono veramente contento. Dunque sempre più interessante lo spettacolo nel pianeta del tricolore rally, lo spettacolo di Piazza Duomo a Cefalù.
Il mattatore di Monza è Alessandro Bracalente. Nel secondo appuntamento stagionale della F2 Italian Trophy, il pilota marchigiano ha conquistato il primo successo nella serie riservata alle monoposto. Ma il 28enne di Fermo non si è fermato alla vittoria in gara 1, firmando la sua personale doppietta nella seconda gara del weekend. Un successo da incorniciare, quindi quello ottenuto nel Tempio della Velocità, arrivato al termine di 2 gare molto combattute, dove non sono mancati i colpi di scena. In gara 1, condizionata dalla pioggia, l'alfiere Pave Motorsport con la sua Dallara F308 motorizzata Fiat è riuscito a trovare lo spunto migliore per infilare Marco Zanasi alla prima variante e prendere il comando della gara. Il passo del marchigiano è risultato da subito vincente e giro dopo giro ha incrementato il proprio vantaggio andando a vincere sotto la bandiera a scacchi. Sul podio anche il modenese Marco Zanasi e il leader di classifica Andrea Fontana. Il campione in carica della serie ha dovuto difendere con i denti la seconda posizione dagli attacchi del portacolori HT Powertrain, autore di una straordinaria rimonta che lo vedeva partire in fondo al gruppo. Quando mancavano 3 tornate alla conclusione, il bellunese ha tentato l'attacco, ma a causa di un errore è scivolato in quinta posizione. Fontana non ha però gettato la spugna, mettendo nel mirino prima Venica, superato agilmente, e in seguito ottenendo la terza piazza ai danni di Antonino Pellegrino. L'appuntamento brianzolo era l'occasione per assistere al debutto di Dario Caso, il quale ha conquistato un entusiasmante 6° posto davanti a Bernardo Pellegrini, mentre 8° è Giampaolo Lattanzi. Nella top 10 anche Renato Papaleo e Paolo Branic. Numerosi gli errori nella gara mattutina con l'asfalto bagnato e la pioggia che ha reso ancora più difficile il controllo delle potenti monoposto. Sì, è stata una gara molto di concentrazione, non tanto di tecnica o di piede, ma piuttosto di concentrazione, perché nel giro di ricognizione ho visto che tante persone sono girate, Zanasi si è girato alla parabolica, quindi ho prestato molta attenzione e quando ho visto sul dritto che potevo passarlo l'ho sorpassato e ho cercato di fare il mio ritmo molto attento a tutte le pozzanghere che c'erano in giro e quindi ho imposto il mio ritmo e sono andato un po' via. Ma sicuramente oggi delle condizioni un po' difficili, penalizzate sicuramente dall'esclusione delle qualifiche che mi ha costretto a partire ultimo. Ci siamo divertiti molto lo stesso perché comunque è stata una gara molto bella, partenza purtroppo con la safety car, quindi già il primo giro avevo un ritardo importante dai primi, però un buon passo, la macchina andava bene, il team ha fatto un ottimo lavoro e eravamo competitivi, molto competitivi, siamo riusciti a rimontare fino al 2° posto, poi un contatto con Zanasi mi ha fatto tornare un po' indietro, ho dovuto poi recuperare di nuovo, alla fine all'ultima curva sono riuscito a fare il sorpasso dalla 4ª alla 3ª posizione per salire qui sul podio. In gara 2, con le prime 10 posizioni in griglia ribaltate, si sono ripetuti i colpi di scena. Il contatto tra Pellegrino e Venica ha visto il pilota Pure Sport protagonista di un incredibile cappottamento. Nonostante l'incidente, il friulano è uscito indenne dalla propria monoposto, così come lo svizzero. Una volta rientrata la safety car in pista è stata vera e propria bagarre. Fontana ha cercato di fuggire, Zanasi però è rimasto negli scarichi fino all'ultimo giro, quando i due sono arrivati a contatto alla prima variante. Ad avere la peggio è stato il campione in carica, che dopo aver cappottato è uscito senza problemi dalla sua Dallara F312 di Corbetta Competizioni. L'alfiere di HT ha quindi avuto strada libera verso la vittoria, ma in seguito la direzione gara ha deciso di penalizzarlo con un drive-thru commutato in 25 secondi di penalità, che l'ha relegato in 3ª posizione. Ad aggiudicarsi la vittoria è stato quindi ancora una volta Alessandro Bracalente, che ha così bissato il successo del mattino davanti a Renato Papaleo, coriaceo nel mantenere la sua posizione, e allo stesso Fontana. 4° posto per il debuttante Caso, seguito da Abdelhakim, Branic e Collivadino. È stato praticamente un weekend perfetto dove abbiamo lavorato bene sin dal venerdì nelle prove libere e gara 2 è stata molto combattuta perché alla partenza ho fatto un errore io con la macchina, quindi non sono riuscito a partire bene, poi alla seconda variante ho avuto un problema che da dietro sono stato toccato e è andata bene che siamo riusciti a risalire, avevo un buon passo, quindi sapevo di poter fare un buon risultato. Prossimo appuntamento con la F2 Italian Trophy il 28 e il 29 maggio all'autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola.
È iniziata con una doppietta dell'italiano Alex Campani l'ottava edizione del trofeo Abarth Selenia, che ha visto confrontarsi a Monza 20 piloti di 5 nazioni. In gara 1 Campani ha preceduto il connazionale Cosimo Barberini e lo svedese Joachim Darbom, mentre in gara 2 ha sopravanzato il finlandese Juuso Pajuranta e nuovamente Darbom. Quest'ultimo era all'esordio al volante dell'Abarth 695 assetto corsa evoluzione, dopo aver conquistato nel 2015 il successo nella categoria delle Abarth 500 assetto corse. Grazie ai 2 successi, Campani al comando della classifica generale del trofeo Abarth Selenia con 17 punti di vantaggio su Darbom e 20 su Cosimo Barberini. In gara 1 al via il poleman Darbom ha un'incertezza e ne approfitta prontamente Campani per portarsi in testa davanti a Pajuranta e Barberini. I 3 danno vita ad una bella lotta con Pajuranta che al quarto giro tampona Campani alla variante della Roggia e viene superato da Barberini. Senza l'appendice aerodinamica anteriore, Campani deve cedere il primato a Barberini nel giro successivo. Campani viene poi nuovamente tamponato, questa volta da Timur, che perde la terza posizione a favore di Appelquist. Quest'ultimo sbaglia la seconda curva di Lesmo e viene superato da Darbom. Al nono giro Campani riconquista il primato con un bel sorpasso ai danni di Barberini nella prima staccata, che però reagisce replicando la manovra dell'avversario nella tornata successiva. Campani ripropone una grande staccata nel penultimo giro riportandosi in testa e resistendo agli ultimi attacchi di Barberini e Darbom, autore del giro veloce che chiudono nell'ordine. È stata veramente dura, quest'anno ci sono un sacco di partecipanti molto forti da tutta Europa, immagino sia molto dura quest'anno. Sicuramente un mio compagno di squadra è uno dei più veloci quest'anno, insieme sicuramente anche a Darbom, saranno credo i 2 da tenere d'occhio. Gara 2 con i primi 8 invertiti sarà ancora più dura, ma cerchiamo di arrivarli davanti anche in gara 2. Gara 2 si disputa con la pista bagnata. Al via Niboli mantiene la pole dovuta all'inversione delle prime 8 posizioni di gara 1, mentre dalle retrovie si fanno strada Pajuranta e Campani, con quest'ultimo che alla fine del primo giro transita per primo sul traguardo, inseguito da Pajuranta che arriva a lungo alla prima staccata, ma riesce a mantenere la seconda posizione. Poi il finlandese riesce a superare Campani poco prima che entri la safety car, in seguito all'incidente che vede coinvolti Fischerman e Kafkas. Alla ripartenza Pajuranta mantiene la testa davanti a Campani e Barberini in lotta con Darbom. All'ottavo giro Campani riesce a superare Pajuranta e Darbom passa a Barberini. Campani riesce a tenere a bada l'avversario e a ottenere il suo secondo successo. Terzo più staccato conclude Darbom, mentre la lotta per il quarto posto premia Barberini su Appelquist. Tra le Abarth 595 OT il meglio piazzato è nuovamente il portoghese Fernandes. Il prossimo appuntamento del trofeo Abarth Selenia si disputa sul circuito di Imola domenica 29 maggio. È stato il 19enne Matteo Cairoli il mattatore del primo appuntamento stagionale della Carrera Cup Italia, disputato a Monza. Il format della 10ª edizione del monomarca Porsche ha previsto la disputa di 2 gare sprint e di una mini endurance, tutte dominate dal giovane portacolori del team AB Motors, già vincitore dell'edizione 2014. In tutte le 3 gare Cairoli ha inferto grandi distacchi ai giovani dello Scholarship Program e al francese Comme Ledogar, secondo in gara 1, ma se si esclude i 2 piloti ospiti sono stati proprio i giovani a fare la parte del leone. Tra questi Mattia Drudi, che grazie al secondo posto di gara 2 ha riscattato una prova di avvio che lo aveva visto fuori per incidente, mentre Eric Scalvini, altro giovane pilota, ha beneficiato dell'esclusione di Simone Iaquinta per irregolarità tecnica della vettura, salendo sul terzo gradino del podio. Il portacolori del team Dynamic si è confermato anche in gara 2, concludendo quarto alle spalle del canadese Michael Grenier, che ha scelto l'Italia per costruire la sua carriera di pilota professionista in Europa.
Il pilota dello Tsunami RT si è tenuto lontano dai guai nelle prime battute per poi risalire fino ad un prezioso terzo posto finale. Il primo a rompere l'egemonia degli Under 26 è stato Enrico Fulgenzi. Lo jesino ha collezionato i punti del quinto posto in gara 1 perché nella seconda corsa sprint ha gettato al vento un quasi sicuro secondo gradino del podio dopo una toccata alla variante della Roggia con Kevin Giovesi subentrato a Iaquinta. Acceso agonismo anche in Michelin Cup con 4 conduttori finiti in zona punti nella classifica assoluta. Marco Cassarà con il sesto posto in gara 1 ha ottenuto il successo tra i gentleman davanti al compagno di squadra Glauco Solieri e all'esordiente Stefano Zanini, mentre in gara 2 c'è stato il riscatto di Alex De Giacomi che si è imposto davanti a Solieri e Cassarà. Devo dire la partenza è stata un po' problematica, mi sono preso dentro con Comm, ho dovuto tagliare la prima curva, poi ho visto che sentivo un po' per il sottosterzo la macchina, infatti dopo la gara ho visto che avevo lo splitter davanti rotto, quindi ho cercato di gestire al meglio. La macchina in ogni caso anche con lo splitter rotto era velocissima, molto costante, quindi ringrazio tantissimo il team per il lavoro sulla macchina, tutti i miei amici che sono venuti, parenti, genitori, e speriamo di replicare tutto in gara 2. È stata una gara molto dura, soprattutto perché sono dovuto partire settimo dopo la penalizzazione di gara 1, però sono molto soddisfatto perché sono venuto su bene, avevo un ritmo abbastanza buono, sono riuscito a muovermi bene in mezzo al traffico, quindi alla fine è stato un risultato cercato, però la macchina era a posto, devo ringraziare il mio team e tutti quanti quello che hanno reso possibile questo. Matteo Cairoli, dopo aver meritato il successo nelle 2 gare sprint, si è nuovamente ripetuto nella mini endurance, conducendo in testa dall'inizio alla fine una corsa resa ancora più difficile dall'asfalto bagnato per la pioggia. A non risentire delle pessime condizioni meteo è stato Mattia Drudi, abile nel mantenere la terza posizione fino alla sosta obbligatoria. Considerato che la pista andava asciugandosi, il 17enne romagnolo ha montato per primo le gomme slick, operazione che gli ha permesso di conquistare la seconda posizione finale davanti ad Alessio Rovera. Positiva anche la prestazione di Daniele Diamato, che ha centrato un bel quarto posto dopo aver vinto un acceso duello con Come Ledogar, iniziato subito dopo la sosta ai box. Il transalpino infatti al cambio pilota è subentrato a Gai Dai e ha terminato la gara in quinta posizione davanti a Scalvini, coinvolto in un contatto con il compagno di squadra De Giacomi, poi costretto al ritiro. Poca fortuna infine per Enrico Fulgenzi, fermo sulla piazzola della seconda fila all'avvio del giro di ricognizione per un problema alla frizione, e altrettanta sfortuna per la coppia Giovesi-Iaquinta, ritiratasi per un problema tecnico. Allora, è stata una gara abbastanza difficile, siamo partiti con le gomme Rain, ma l'asfalto non era completamente bagnato, quindi le gomme hanno iniziato a consumarsi abbastanza velocemente e ho perso il secondo posto nel momento in cui Drudi è entrato un giro prima a mettere le gomme slick, e in quel momento ho perso semplicemente il secondo posto, però sono contento, l'importante era portare a casa punti perché il campionato è ancora molto lungo. In Michelin Cup si è imposto Glauco Solieri, che grazie al primo successo stagionale è salito al comando della classe riservata ai gentleman driver, precedendo Marco Cassarà e Stefano Zanini. Il prossimo appuntamento è in programma a Imola il 28 e il 29 di maggio. Fondo bagnato e pioggia alla Sarano Sassotetto, 26esimo trofeo Lodovico Scarfiotti, round inaugurale del campionato italiano velocità montagna organizzato da l'ACI Macerata, che ha avuto il suo quartier generale nel caratteristico centro termale marchigiano, molto apprezzato per la sua bellezza ed accoglienza. In condizioni di gara molto impegnative, vittoria di Simone Fagioli sull'esordiente Norma M20 FC Zytec in versione ufficiale. Il fiorentino portacolori Best Lap, pluricampione tricolore ed europeo, ha portato il suo affondo nelle condizioni più impegnative del tracciato, dopo aver sofferto in prova per qualche problema di gioventù della biposto francese di gruppo E2SC. Secondo posto per Christian Merli sulla nuova Osella FA30 Zytec. Per il trentino della V-Motorsport non è stato efficace come sperato l'attacco alla vetta sul bagnato dopo gli ottimi riscontri in prova ottenuti con la monoposto di gruppo E2SS.
Terza meritata piazza per il sardo Omar Magliona alla prima di CVM per giunta sull'acqua con la norma M20 FC Zytec. L'alfiere CST Sport ha migliorato ad ogni metro percorso la familiarità con la biposto francese, che ha guidato per la seconda volta in gara. È stato un weekend costruttivo per me perché era la prima uscita con la vettura nuova. Abbiamo lavorato ieri su delle parti elettroniche che ancora oggi mi hanno dato qualche problemino, però diciamo che sulla pioggia la Pirelli ha fatto un grande pneumatico che sicuramente ci dà un vantaggio. Ieri sull'asciutto Christian è stato molto veloce, era davanti e oggi sarebbe stata una gara difficile da affrontare sull'asciutto contro lui e lottata. È arrivata l'acqua, abbiamo guidato, la macchina funzionava bene e voglio ringraziare tutto il team, tutti i ragazzi, perché già da martedì carichiamo per il Portogallo, quindi grazie per il sacrificio che stanno facendo tutti. Da metà in poi la macchina mi dava abbastanza confidenza, anche perché noi stiamo con Avon lavorando per sviluppare un pneumatico da pioggia che ci permetta di fare quello che dobbiamo fare sull'acqua, visto che sull'asciutto siamo già a un ottimo livello. E all'inizio, oggi sono soddisfatto, all'inizio mi è mancato un pochino di confidenza perché nell'ultima gara sulla pioggia non avevo trovato assolutamente feeling, man mano che salivo l'ho trovato e va bene così, ci sta. Oggi era anche importante portare a casa la macchina intera per il proseguo del campionato europeo. Ma sicuramente non un esordio facile, sono consapevole di dover fare chilometri ancora con questa macchina per dovermi adeguare io a lei, comunque sono contento di come si è conclusa perché prima volta sotto l'acqua, un pronti via un po' difficile, però mi dà il sorriso, mi dà la fiducia e mi dà le speranze anche per il futuro. Sotto al podio ha concluso un'ottima prima tricolore il catanese Domenico Cubeda, abile a contenere l'Osella PA 2000 sul viscido. Top 5 completata dal giovane calabrese Domenico Scola, che non ha potuto osare al volante della Osella PA 2000 per via dell'appannamento degli occhiali, inconveniente che gli è costato anche un leggero contatto. A ridosso dei primi 5, eccellente prestazione e successo in gruppo CN del giovane calabrese Luca Ligato sulla Osella PA 21 Evo curata dal team Fagioli. Il driver di Reggio Calabria, alfiere della Ionia Corse Giarre, ha finalmente trovato il feeling con la biposto dopo un anno di difficile apprendistato. Seconda piazza di CN e settima posizione assoluta per il lucano di AB Motorsport Achille Lombardi, che non ha chiesto il massimo sull'acqua all'Osella PA 21 Evo. Sono abbastanza soddisfatto, la prima gara con questa macchina l'abbiamo appena messa a terra mercoledì mattina, siamo andati a provarla a Modena, abbiamo appena fatto 5 giri contati. Sono contento sia per la vittoria che per la macchina, è una macchina perfetta, un bel motore, un bel assetto, sono abbastanza soddisfatto. Ottava piazza per il bolognese Manuel Dondi, che con la Fiat X19 in versione Silhouette, che cura personalmente, ha sbaragliato l'intero gruppo E1 e 2 SH, dove nella classifica assoluta e in quella di categoria è stato seguito dal pesarese della Speed Motor Marco Sbrollini, che ha ben speso la trazione integrale della Lancia Delta Evo curata dalla Fluido Corse. Terzo sul podio di gruppo e in fondo alla top 10 il teramano Marco Gramenzi, che ha ripiegato sulla collaudata e plurititolata Alfa 155 V6 in luogo dell'attesa AR Picchio, ma certamente ha contenuto i rischi. Esordio vincente in gruppo GT per il pugliese Lucio Perugini sulla Ferrari 458 in versione GT3, che sin dalle prove ha mostrato le proprie intenzioni, confermate nella difficile salita in gara. La seconda piazza per il siciliano Ignazio Cannavò, che ha portato ad un buon debutto in CVM la Lamborghini Gallardo GT3 della One Racing. Terzo posto tra le supercar per il veneto Luca Gaetani, per la prima volta in gara con la Ferrari 458 GT Cup della RAM. Si è astenuto da qualunque attacco il campione in carica Roberto Ragazzi sulla Ferrari 458 in versione GT Cup. In gruppo E1 e 2 SH per la classe 1600 Turbo, il pugliese Vitantonio Micoli ha vinto con la Renault 5 GT Turbo portacolori Apulia Corse e si è attestato dietro a Sbrollini. Il cosentino di Villa Piana Giuseppe Aragona ha attaccato e vinto la classe 1600 con la Peugeot 106 nei colori Cubeda Corse, con una superba salita in cui ha realizzato un grande tempo. In classe 2000 successo al pugliese Vito Tagliente con la Honda Civic Type R portacolori Apulia Corse.
bellissima gara dopo delle prove diciamo guardinghe, in quanto diciamo che ho provato se tutto era ok dopo lo smontaggio invernale. E tutto sembrava funzionare. Oggi con l'acqua ho usato delle gomme nuove, non avevo mai usato, mi hanno dato fiducia, ho spinto, è uscito un bellissimo tempo, tutto è stato perfetto, dal cambio alla macchina alle gomme, e niente, va bene così, vediamo la prossima, speriamo bene. In gruppo A, prima conferma stagionale per il campione in carica Salvatore D'Amico. Il catanese della scuderia Etna ha usato attentamente i dati raccolti in prova ed ha perfettamente assettato la sua Renault New Clio per l'attacco decisivo. Seconda piazza per il sempre combattivo triestino Paolo Parlato, l'alfiere del team Borret, che ha capitalizzato il testacode in prova. Terzo gradino del podio per Antonio Di Giambattista, che con la Citroën Saxo ha fatto il pieno di punti in classe 1600. Appena sotto al podio Gabriella Pedroni, la Lady Trentina sulla Mitsubishi Lancer, che non ha rischiato col turbo in condizioni difficili. Al suo ritorno in CVM, Rudy Bicciato ha firmato a mani basse il successo in gruppo N, anche lui sulla Mitsubishi Lancer Evo a trazione integrale. L'alto attesino della scuderia Mendola ha usato al meglio le 4 ruote motrici e la sua vasta esperienza sul difficile percorso. Ottimo secondo posto per il lucano Rocco Enrichetti, che ha fatto il pieno di punti precedendo in classe e gruppo Renato Geremia su vettura gemella. Deciso al fotofinish il gruppo Racing Start Plus, con la prestazione maiuscola sotto la pioggia per Andrea Marchesani sulla Volkswagen Polo a doppia sovralimentazione, con cui il driver teatino ha sbaragliato la concorrenza in condizioni difficili. A soli 19 centesimi di secondo il bresciano Nicola Novaglio, che ha azzardato delle scelte di gomma sulla Mini John Cooper della Elite Motorsport. Terzo tempo di categoria e migliore tra le vetture aspirate per l'abruzzese Serafino Ghizzoni, alla sua prima gara sulla Renault New Clio RS Plus. Ieri eravamo molto indietro sull'asciutto. Oggi invece sul bagnato penso che le prestazioni un po' si sono equilibrate, perché diciamo che la tanta cavalleria delle Mini non si fa sentire, ecco. Forse i motori si equivalgono, diciamo così. E quindi anche l'anno scorso per esempio a Brescia siamo andati forte sul bagnato, quindi penso che anche le caratteristiche della macchina ci aiuti, insomma. Terza sul podio delle turbo Rachele Somaschini, sempre molto brillante sulla Mini, come nella promozione delle iniziative della Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica. In gruppo Racing Start il fondo bagnato ha limitato il duello tra le Mini John Cooper Works di classe RSTB dei pugliesi Oronzo Montanaro ed Ivan Pezzolla, con la vittoria del primo e l'uscita di strada dell'avversario. Montanaro, partito forse nel momento di pioggia più intensa, ha dovuto impegnarsi a fondo sul bagnato, dove in certe condizioni il turbo non è sempre un vantaggio. A conferma delle difficoltà per le sovralimentate, il buon secondo posto di categoria per la New Entry siciliana classe 1993, Salvatore Daguanno, ma abbastanza staccato. Successo tra le auto aspirate e solo qualche centesimo di ritardo dalle turbo per il reatino campione in carica Antonio Scappa, con la Renault New Clio, sulla quale il team DP Racing ha sostituito nottetempo il motore rotto in prova. Secondo tempo per il siciliano Giovanni Grasso all'esordio in RS con la Renault New Clio davanti alla gemella dell'esordiente under pugliese Francesco Perillo. In classe 1.6 successo in casa di Claudio Cerchier sulla Citroën Saxo. Sugli 8.877 metri della guidata Sarnano-Sassotetto trofeo Ludovico Scarfiotti, bagnati dalla pioggia, successo per l'esperto e sempre tenace abruzzese Stefano Di Fulvio, che ha perfettamente interpretato il guidato tracciato del secondo round del campionato italiano velocità salita autostoriche, al volante dell'Osella PA 990 BMW da 2500 cc di quarto raggruppamento, con regolazioni di setup dettate dalla sua esperienza. Seconda posizione per il sempre combattivo toscano Uberto Bonucci, il senese del Team Italia, che ha pensato a rinsaldare la leadership tricolore al volante della Osella PA 990 piuttosto che prendere eccessivi rischi sull'acqua.
Podio deciso per 2 centesimi di secondo a favore del più giovane della famiglia di Fulvio, Simone, che sulla Osella PA 990 con motore da 2000 cc ha scavalcato al fotofinish il pisano della Bologna Corse Piero Lottini, anche lui sull'Osella PA 990. Siamo riusciti a vincere, le condizioni oggi erano veramente difficili, la nebbia era fitta, il tracciato era bagnato buon 90%, abbiamo cercato di non fare errori e portare la macchina al traguardo. Punteggio pieno, Simone anche sul podio con il modello 2000, quindi siamo abbastanza soddisfatti, adesso andiamo a Spa per l'Europeo in pista. Questa è la mia prima Sarnano Sassotetto e non ero mai stato, non l'avevo mai fatta. Bella gara, speravamo una giornata di sole, purtroppo non c'è stata. Ha un asfalto incredibilmente aggrappante, ci si sta da Dio, tutto bene, non ho fatto danni, sono contento. Le condizioni di oggi purtroppo non ci hanno permesso di fare meglio, siamo comunque contenti del terzo posto assoluto per pochissimi millesimi, purtroppo è stato un via vai tra slick, intermedie e bagnato e meglio di così non potevamo fare, sicuramente proveremo nelle prossime a dare il meglio di sé. Ecco. Ottima prestazione con successo tra le monoposto del quinto raggruppamento per il pilota di casa Antonio Agiolani sulla March 783 F3 che ha dovuto difendersi dall'attacco del milanese Alessandro Trentini che anche sull'acqua ha migliorato decisamente il feeling con la Dallara 386 al suo secondo impegno in salita. Rimonta con esperienza fino al terzo gradino del podio per Gina Colotto che ha ben usato l'agilità della Formula Abarth. Questa è la gara di casa per noi marchigiani, oltre a quella di Ascoli, ma questa fa parte del campionato italiano storiche, di conseguenza partecipo ormai da qualche anno. La gara è stata molto bella, peccato per il tempo che un po' ci ha rovinato in queste ultime fasi con la nebbia che è scesa un po' i tempi per fare i migliori tempi, però via, tutto sommato è andata bene. In terzo raggruppamento è stato Giuseppe Gallusi ad imporsi domando la potenza della Porsche 911 dopo gli inconvenienti in prova, precedendo un sempre determinato partenopeo della scuderia Vesuvio Gennaro Ventriglia, molto incisivo anche sul bagnato con la Fiat X19. Sul podio anche il vincitore della classe Silhouette oltre i 2000, Dino Balzano, sulla Porsche 911. Non è mai facile, soprattutto quando le condizioni diventano difficili. Diciamo che gli ultimi 2,5 km, forse 3, erano nella nebbia, quindi non è facile, bisogna un po' crederci. Dai tempi dei rally diciamo che un po' qualcosa mi è venuto in mente e poi attenzione, è un po' devi anche rischiare, quindi è un po' tutto. A favore della GT anche il secondo raggruppamento con il successo dell'emiliano Idelbrando Motti sulla Porsche Carrera RS, seguito dal corregionale e compagno di squadra in Bologna Corse Giuliano Calnieri sulla possente De Tommaso Pantera, non proprio a suo agio sul guidato percorso marchigiano. Sul podio con abilità anche il siciliano Matteo Adragna che ha dovuto domare sul bagnato i tanti cavalli della Porsche 911. Si crea un connubio con la macchina e poi si cerca di essere dolci il più possibile e poi si improvvisa, perché qua c'è poco da fare, in quelle condizioni qua non c'è niente da fare, insomma, bisogna solo cercare di portare la macchina alla fine cercando di sbagliare il meno possibile. Primo raggruppamento vinto da Tiberio Nocerini al volante della Chevron B19. Sul podio con un ottimo tempo anche Antonio Di Fazio sulla NSU Brinair di classe TC 1003 davanti a Gianmarco Rossi sulla Giulietta di classe GT 1003.
siamo arrivati, come amiamo dire sempre, addirittura d'arrivo. Prima di lasciarci uno sguardo ad alcune delle gare più importanti, diciamo, proiettate nella prossima settimana. Il 29 maggio, per esempio, sarà una giornata davvero ricca. Per il campionato italiano velocità salita, autostoriche, avremo la mitica Coppa della Consuma, che tutti conosciamo, è davvero una gara molto affascinante. Così come nella stessa data avremo anche, per quanto riguarda la regolarità, la Coppa della Collina. E sempre 29 maggio, quindi data importantissima, ci sarà anche il Rallye dell'Adriatico. Ci sono molte altre gare, ma come dire, ci fermiamo qui. Non ci resta che salutarvi cordialmente e darvi appuntamento per Toscana TV Motori, 12° numero, la prossima settimana. Lo sport, la passione ci uniscono.